Ciao a tutti, benvenuti al terzo episodio di questa mia rubrica dedicata agli emergenti. Oggi vorrei parlare di mix, nello specifico di una tecnica molto nota che è la compressione parallela. Non sto a spiegarvi cosa sia, ci sono tantissimi tutorial in internet che la spiegano molto bene, ma vorrei farvi vedere come io la utilizzo sulla voce nei miei mix. Come potete vedere, la DAW che utilizzo per i miei mix è Studio One, ma naturalmente potete utilizzare questa tecnica in qualsiasi altra DAW. Qui abbiamo una traccia di voce e invio la mia voce a due mandate. La prima la chiamo PC Vox, ovvero compressione parallela voce, e la seconda la chiamo Exciter. Andiamo subito a sentire la traccia vocale che abbiamo. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Ok, ora andiamo a vedere quali plugin io inserisco nella prima mandata per utilizzare la compressione parallela. Il primo è un plugin della Waves, è un'emulazione di un noto compressore, l'Universal Audio 1176 prima Urei. È un compressore a circuitazione FET, per questo ha la peculiarità di essere molto veloce, molto reattivo ai transienti. Perché scelgo questo plugin? Perché con settaggi molto aggressivi enfatizza certe armoniche che sulla voce mi piacciono molto. Cosa voglio ottenere con questo plugin? Voglio una compressione aggressiva, ma allo stesso tempo dinamica. In parole povere, voglio che l'ago nel mio meter, che misura appunto la gain reduction, non sia fisso in una posizione, cosa che si verifica a causa di un'eccessiva compressione, ma appunto si muova dinamicamente a seconda dei transienti. La prima cosa che vado a regolare è l'attacco e il rilascio. Voglio che questo compressore sia molto veloce, reattivo ai transienti, quindi di solito per questo utilizzo imposto l'attacco il più veloce possibile e anche il rilascio. Seconda cosa, vado a settare l'input del mio compressore in modo da regolare il segnale in ingresso, così da avere più o meno compressione. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Come potete vedere, l'ago del mio meter segna una gain reduction di circa meno 10 dB e il mio ago si muove dinamicamente, non è statico. E come potete sentire, il risultato è una compressione molto aggressiva e una voce dinamicamente molto controllata. E ora, cosa fondamentale, vado a compensare l'aumento del livello di volume causato dall'aumento dell'input con il mio output. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Ok, come potete sentire, sia con il compressore inserito e con il compressore non inserito, il volume rimane lo stesso. L'ultima cosa, la ratio del compressore di solito l'ha imposto a 4. Ok, andiamo a sentire l'effetto di questo plugin con questi settaggi. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Ok, ve l'ho fatto sentire un paio di volte per ascoltare bene il risultato e ripeto, come possiamo sentire, abbiamo ottenuto una compressione molto aggressiva.
Ok, andiamo a vedere il secondo plugin che inserisco dopo il compressore. È un limiter sempre della Waves, ma potete utilizzare qualsiasi altro limiter. Questo è molto comodo perché ha questa funzione che linka i controlli della threshold e dell'outceiling. Cosa voglio ottenere da questo limiter? Voglio che controlli che contenga quei picchi dinamici, quei transienti che possono sfuggire al compressore che ho inserito precedentemente. Andiamo a vederlo in pratica. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Ok, andiamo a sentire l'effetto di questo limiter. Sentiamo prima la traccia con il limiter disinserito e poi inserito. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Come potete sentire, la nostra voce è ancora maggiormente controllata dinamicamente e non sfugge nessun transiente, nessun picco dinamico. Questo è il nostro risultato e ora andiamo a miscelare la traccia vocale originale con il segnale della mandata processato dai plugin che vi ho fatto vedere. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Secondo me questo può essere un buon livello. Andiamo a sentire la nostra traccia con e senza la mandata. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my skunk on. Look, always been quick to get my thump on. Light a fire, proceed to get my... Cosa possiamo notare? Possiamo notare sicuramente una variazione timbrica della nostra voce, una voce più presente, più in phase, ma allo stesso tempo dinamicamente controllata. Qual è infatti uno dei più grossi vantaggi della compressione parallela è tenere dinamicamente intatta la traccia originale affiancandola invece ad un segnale altamente processato, quindi molto compresso. Miscelando queste due tracce abbiamo la dinamica conservata della traccia originale, ma allo stesso tempo controllata grazie alla compressione parallela.